A tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà, oggi eccezionalmente in lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia perché abbiamo anticipato la nostra intervista settimanale. Ma adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo farci del male e parlare di Luca Casarini. Sì, non è come dire un argomento molto sexy forse di prima mattina, però insomma è la cronaca ai suoi diritti. Luca Casarini, storico, no? Leader dei No Global, poi riciclatosi da un punto di vista del dibattito pubblico, per carità, nella grande armamentario anche ideologico, no, delle ONG, la flotta mediterranea, tutto quello che sapete. Qual è la notizia di questi giorni? Che Luca Casarini andrà a processo con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, insieme al comandante della Mediterranea Pietro Marrone, il rappresentante della società armatrice Giuseppe Caccia e altri imputati. La vicenda, riassunta velocemente, si riferisce a quanto accaduto l'11 settembre 2020, quando la nave Mare Jonio, che fa parte appunto della flotta in Mediterranea, ha imbarcato 27 migranti dalla petroliera danese Maersk Etienne. La nave danese li aveva caricati a bordo il 5 agosto al largo di Malta. 3 mesi dopo, la ONG di Copenaghen, perché anche questa nave faceva riferimento a una ONG, ha corrisposto 125.000 euro alla società armatrice della Mare Jonio, appunto, con la causale servizi di assistenza forniti in acque internazionali. Tra gli atti di questa inchiesta c'è anche la famosa telefonata tra Casarini e Metz, l'armatore di Mediterranea. Domani a quest'ora potremmo essere con lo champagne in mano a festeggiare, perché arriva la risposta dei danesi. Cioè gli inquirenti credono, sospettano che sia stato ovviamente tutto un meccanismo coordinato che di fatto ha incentivato l'immigrazione clandestina. La premessa non retorica è che qui si è garantisti anche per Luca Casarini, proprio perché se garantisti autentici bisogna essere con chi è lontanissimo da te. Questo è un ABC, diciamo, della convivenza civile, che in Italia non è scontato, ma dal nostro punto di vista lo è. Quindi di questa accusa Luca Casarini è innocente fino a prova contraria. Qual è il punto però su cui invece ci possiamo sbilanciare fin da subito? Ci siamo già sbilanciati in passato, ma lo vogliamo ribadire. Al di là dell'eventuale colpa giudiziaria da appurare, dal nostro punto di vista Luca Casarini è colpevole politicamente, cioè nel senso che Luca Casarini porta avanti un'agenda politica sbagliata, folle, masochista per gli interessi dei cittadini italiani occidentali. Questa è l'agenda immigrazionista tout court, no? È l'ideologia dell'immigrazione, non l'immigrazione come fenomeno fisiologico che connota le vicende umane, ma come fenomeno patologico dei nostri tempi, che corrisponde a un vero e proprio traffico di esseri umani e a un'immigrazione di massa spesso clandestina che va a alterare alla fine anche le identità dei paesi europei tendenzialmente su cui i flussi si travasano. Non è una tesi di qualche bieco, xenofobo, bavoso e ultrasovranista. È quello che ha detto per esempio un recente report dei servizi francesi, che ha raccontato come in Francia sia a rischio la Sharia, perché ormai ci sono delle enclavi talmente diffuse sul territorio francese che di fatto vige un altro codice, un altro universo di valori. È questo il grande abbaglio politico, ideologico, culturale di tutti Luca Casarini. Non vogliamo sapere in questa fase se è un abbaglio per interesse o per convinzione ideologica, ma comunque è un abbaglio, è che l'immigrazione di massa e il fatto di incentivarla con azioni, al di là poi, ripeto, dei processi, sia una cosa intelligente. È una follia. È un caso inedito probabilmente nella storia umana di una civiltà che si suicida, che si autosuicida. È una cosa che avevano capito
altri, come dire, non pazzi estremisti come Oriana Fallaci, Michelle Houellebecq. È questo in ballo quando si parla di Casarini, che non a caso è passato dall'agenda no global, anticapitalista, contro il grande Satana ovviamente americano e il benessere occidentale, all'agenda immigrazionista, perché il nemico è sempre quello. La nostra, in teoria la sua, perché un italiano europeo occidentale, la sua stessa civiltà, che quelli come lui vogliono sciogliere nel multiculturalismo indifferenziato, nell'accoglienza critica, nel frullato di storie e identità. No, le storie e le identità non si possono frullare all'infinito, se no alla fine non ne resterà più niente. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.